Buongiorno a tutti, grazie. Do davvero il buongiorno ai presenti, a tutti coloro che ci stanno già seguendo. È oggi un'altra giornata speciale per la Regione Veneto, per il Consiglio regionale del Veneto, e con grande piacere e profondo senso di responsabilità che vi do il benvenuto qui quest'oggi. In questa sede, con questa conferenza stampa, nella sede più rappresentativa della Regione Veneto, quella del Consiglio regionale che rappresenta tutti i veneti, e per questo saluto la sorella Eleonora Caramanna, vice ispettrice territoriale di Padova, la sorella Anna Maria Piraino Santicchi, l'ho detto bene spero, ispettrice territoriale di Padova, anche lei, la sorella Rosanna Pezzano, vice ispettrice territoriale di Padova, e la sorella Piccin, capogruppo media regionale. Spero di essere promosso. E davvero è una giornata speciale, un momento speciale, perché qui quest'oggi presentiamo ufficialmente la campagna di reclutamento 2026 delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Le infermiere volontarie, storicamente per noi tutti conosciute come crocerossine, e nell'occasione saluto anche la presenza della collega Elisa Venturini, consigliere regionale, grazie Elisa di essere qui con noi, e dicevo rappresentano per noi una delle espressioni più alte dello spirito umanitario che anima la Croce Rossa. Donne formate, preparate, determinate, che con passione e competenze si mettono sempre a servizio della collettività in ogni contesto, dall'assistenza sanitaria quotidiana alle situazioni di emergenza, dai servizi sociali alla cooperazione internazionale. Questa campagna di reclutamento non è soltanto un invito ad aderire, ma è una chiamata al servizio, alla solidarietà, alla crescita personale e professionale. È un'occasione per tante donne di tutte le età di intraprendere un percorso unico, fatto di formazione, di disciplina, ascolto e azione concreta sul territorio. In questo mondo in continua evoluzione, segnato da tutte queste crisi sanitarie, crisi internazionali, sociali, umanitarie, il ruolo delle infermiere volontarie è sempre più che mai attuale e necessario. Investire in queste realtà significa, crediamo, rafforzare il nostro sistema di aiuto, ma anche trasmettere alle nuove generazioni il valore del dono di sé, che è un valore che noi vogliamo affermare con forza anche quest'oggi. È per questo che ringrazio tutte le infermiere volontarie qui presenti, ma anche tutte coloro che non sono qui quest'oggi con noi, quindi vi prego di portare il saluto a tutte loro, perché portano con fierezza la testimonianza viva di una tradizione lunga, oltre un secolo, ma sempre proiettata al futuro. E con questo, con l'augurio che questa campagna possa essere qui, da Palazzo Ferrofino, raggiungere moltissime donne e ispirarle a intraprendere questo straordinario cammino di servizio, io darei a questo punto nuovamente il benvenuto, chiamerei a affiancarsi a me qui in questa conferenza stampa a sorella Eleonora Caramanna, vice ispettrice territoriale di Padova, che di nuovo ho con emozione il piacere di presentarla, e gli darei con tutta l'emozione anche la parola. Prego, sorella. Grazie, dottor Soranzo, grazie alla Regione Veneto, a lei in modo particolare, vicepresidente del Consiglio regionale, che oggi ci accoglie in questa sede istituzionale, la sede istituzionale più importante per noi veneti, e quindi per noi è un grandissimo onore poter essere oggi a parlare su questo palco delle Croci Rossine. Mi sento un po' l'ambasciatrice del messaggio e ne sono doppiamente onorata, e ringrazio quindi l'ispettrice regionale, la sorella Maria Luisa Catani, che per impegni istituzionali in un'altra sede a Verona non potrà essere presente, l'ispettrice nazionale, la sorella Scarcella, che dall'alto insomma controlla quello che viene fatto sul territorio, e tutte le sorelle che sono qui presenti e che ci rappresentano in tutti gli ispettorati della Regione Veneto. Siamo qui per parlare del reclutamento, il reclutamento dell'anno 2026, di parlare di questo servizio che è una missione e che desideriamo dare un messaggio a tutte quelle donne che, come diceva lei, vogliono mettersi in discussione per aiutare il prossimo, per essere presenti in tutte le circostanze di
aiuto sanitario, sociale, nelle calamità e nelle altre situazioni in cui siamo chiamate. Non mi dilungo altro, lascio la parola all'ispettrice territoriale di Padova, la sorella Anna Maria Piraino Santicchi, che ci illustrerà la prima parte del nostro servizio. Dopo seguirà una presentazione in cui approfondiremo ancora di più quali sono le nostre attività e come viene eseguito il reclutamento. Ci saranno dei video che vi illustreranno un po' le nostre attività, una testimonianza sul territorio fatta da un'altra sorella qui presente in aula e poi insomma speriamo che il messaggio che noi vogliamo lanciare oggi, ripeto, da questa sede che ci rappresenta tutti, una massima sede istituzionale, possa arrivare al cuore di altre donne. Grazie, grazie, grazie. Quindi lasciamo la parola a Eleonora e alla sorella Anna Maria Piraino Santicchi, che ci illustrerà motivazioni, corsi di formazione, insomma tutto quello che siete e che sarete soprattutto in futuro. Giusto, sorella? Grazie mille, grazie, buongiorno a tutti e grazie di questa grande opportunità che ci viene data. Grazie a voi. Farò un breve cenno su chi eravamo, chi siamo e chi speriamo di essere sempre. Le origini del corpo delle infermiere volontarie si possono far risalire al 1854, durante l'anno della guerra di Crimea, allorché una giovane inglese, Florence Nightingale, si recava spontaneamente a portare soccorso ai feriti. Ma come? Siccome ovviamente toglievano la corrente e quant'altro, se mai ci fosse stata, con una lampada. Tanto è vero che fu definita la signora della lampada. E questo, tra parentesi, è un simbolo che ancora ci distingue, perché quando una crocerossina fa il corso di 2 anni, alla fine dei 2 anni, quando le viene consegnata la croce e il grado da sottotenente, viene accompagnata da una madrina. La madrina avrà la sua lampada e quando al momento della consegna della croce e dei gradi, la madrina passerà la lampada alla sorella, così come usiamo chiamarci noi. Sorella è un termine che non ha grado, che non ha titolo, non ha nulla, perché è sempre stato così. Siccome il corpo è stato formato una volta dalle nobili donne, ma quando si entra a far parte del corpo delle infermiere volontarie, delle crocerossine, siamo tutte uguali e quindi noi ci chiamiamo sorella, senza grado e senza... Certo, se una sorella ha il grado si dice la sorella ispettrice di Padova o regionale o vice, quello che sia, però non abbiamo titoli. Una volta entravano le duchesse, adesso non ci importa chi sono. Allora, quando sono entrate, lasciavano questa posizione per diventare sorelle. Ecco che è quello che ci distingue. Non abbiamo titoli, ma siamo tutte sorelle. Comunque, il corpo nacque effettivamente nel 1908 a Roma, quindi come lei giustamente ha detto è secolare la cosa. E su iniziativa della regina d'Italia Elena del Montenegro. Nello stesso anno si diplomarono già circa 1 migliaio di infermiere e molte parteciparono immediatamente ai soccorsi per il terremoto di Messina. Ci distinguiamo proprio per questo, perché dove c'è un'emergenza, dove c'è un terremoto, un'alluvione, uno sbarco, le crocerossine ci sono e ci saranno sempre. Così nel 1915, prima guerra mondiale, anno in cui furono abilitate tantissime infermiere volontarie che, guidate dall'ispettrice generale Sar, la duchessa d'Aosta, portarono tutto il loro soccorso dove era necessario. Infatti il nostro motto: ama, conforta, lavora, salva. Credo che sia veramente un motto che ci rappresenta in pieno per tutto quello che noi facciamo.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale le sorelle furono 4.200 impiegate sui vari campi di battaglia. E vi aggiungo una nota mia personale, motivo per il quale io ho scelto di fare la Croce Rossina, perché io sono stata un'insegnante di matematica per tantissimi anni, ma poi ho scelto perché? Perché la mia mamma, per seguire mio papà, che era un ufficiale in guerra, ha fatto il corso da Croce Rossina e quindi io ce l'avevo nel sangue, dovevo farlo a tutti i costi e ci sono riuscita. Nell'immediato dopoguerra si ricostruirono le scuole regionali che a Roma nel 1947 infatti venne elaborato un nuovo regolamento del corpo. Oggi il corpo è articolato su Ispettorato Nazionale, con sede a Roma, e 11 centri regionali. Le sorelle in tutta Italia sono circa 16.000 e 3.500 più o meno in ruolo attivo in tutta Italia. Nel Veneto siamo circa 300 sorelle attive, ripeto, in ruolo attivo, poi si distinguono tante cose che adesso qui non è il caso. Il Corpo delle infermiere volontarie è la componente esclusivamente femminile della Croce Rossa italiana, nonché ausiliario delle forze armate, con compiti quali di assistenza sanitaria, non solo nei teatri di guerra, ma anche in emergenze e missioni umanitarie, nazionali e all'estero. Ho una sorella qui che è stata in Argentina, per esempio, e quindi, come vedete, siamo chiamate ad andare dappertutto. Le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana assicurano assistenza infermieristica e sociosanitaria ogni volta che si presti servizio presso le strutture della Croce Rossa italiana e delle forze armate e sono sempre a disposizione di tutta la società civile in caso di calamità e di situazioni particolari. E voglio, concludendo, parlare di una delle ultime situazioni sanitarie che ci è capitata, il Covid, il famoso Covid 2019, ma del 2020. Bene, il comitato di Padova è stato insignito della medaglia d'oro dal presidente Valastro perché è stato il primo con le crocerossine avanti arrivare a Vo. E lì abbiamo prestato servizio in maniera continuativa dopo per mesi, per un anno, non solo a Vo, ma anche nel nostro comitato con tamponi, vaccini e siamo andati dappertutto, le sorelle tutte bardate, come vedrete poi in seguito in un video, prestavano servizio. Siamo molto orgogliose di questa assistenza che abbiamo fatto perché è stata, cioè facevamo di tutto, non solo i tamponi, i vaccini, portavamo la spesa e nessuna di noi si è mai ritirata indietro, mai. Abbiamo un elenco di sorelle che hanno, non solo ovviamente a Padova, anche a Verona, a Rovigo, dappertutto, ma a Padova è perché Vo fa parte di Padova e siamo le prime che siamo corse. Ecco, questo è quello che io posso testimoniare e sono molto orgogliosa di far parte di questo corpo e sono orgogliosissima di tutte le sorelle che sono con me. Grazie per questa occasione che ci è stata data. E all'inizio non l'ho detto, ma ovviamente porto i saluti e i ringraziamenti della mia ispettrice regionale, sorella Maria Luisa Catani. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei sorella. Siamo noi a essere emozionati e orgogliosi di questo grande privilegio che abbiamo ad avere voi sempre a fianco delle nostre forze armate, ma soprattutto della nostra comunità. E credo di chiamare adesso per un saluto, un intervento, credo, oppure andiamo col video, non lo so. Andiamo con il video, ok? Allora procediamo con il video. Grazie.
Grazie per questo video. Continuiamo questa conferenza stampa con sorella Rosanna Pezzano, giusto? Vice ispettrice territoriale di Padova, benvenuta, grazie di essere qui. Ma le crocerossine, per diventare crocerossina ci vogliono requisiti, ci vuole anche un percorso, giusto? Certo, aveva anticipato l'ispettrice una piccola parte che poi riprenderà ok. sorella Piccin. Io sono qui come rappresentante capogruppo delle sorelle che si occupano di assistenza presso l'ospedale militare, Certo. ora diventato DMML, Dipartimento di Medicina Militare Legale, che è un'eccellenza nel settore. E seguiamo gli ambulatori di oculistica, ginecologia e dermatologia. Ci sono diverse sorelle che si turnano perché abbiamo 2 presenze a settimana e le sorelle sono circa un numero 6, però riusciamo sempre a coprire quello che ci viene richiesto. Il servizio offre assistenza da parte dei medici a personale militare di qualsiasi arma e familiari e dipendenti all'interno dell'ambiente militare. Ci sentiamo abbastanza fortunate e orgogliose di poter collaborare con i nostri fratelli, colleghi delle Forze Armate, perché è sempre importante attivarci con loro e ogni volta che veniamo richieste siamo sempre disponibili. Direi che è un tipo di attività, oltre che importante dal punto di vista Croce Rossa, è quasi formativo anche per noi, perché seguire gli specialisti è sempre molto utile ed è importante. Grazie per l'occasione. No, grazie a lei, grazie di questa anche precisazione, perché voi siete presenti sempre a fianco dei distretti militari, degli ospedali militari, le forze armate, con tantissime attività. Grazie. Grazie a lei. Se posso chiedere, credo che sia il momento di sorella Roberta Piccin, no, di nuovo lei, sorella Caramana, scusi, allora c'è un attimo la scaletta che è cambiata, dove credo che si possa anche insomma dare informazioni a chi si vorrà comprendere come approcciarsi a questo percorso e anche capire come magari aderire, con quali requisiti, con quali tappe insomma da raggiungere. Prego, allora, sorella. Hanno parlato prima l'ispettrice e la vice ispettrice di Padova e hanno dato la loro testimonianza. Adesso entriamo un pochino più sul dettaglio. Abbiamo preparato una presentazione in modo tale da essere più organici nell'esporre le nostre attività. Come vi dicevamo, noi rappresentiamo il Corpo delle Infermiere Volontarie della Regione del Veneto, le cosiddette crocerossine. Che cosa siamo? Chi siamo? Siamo delle donne. Innanzitutto abbiamo già evidenziato che è un corpo femminile e siamo ausiliari delle forze armate e abbiamo una specializzazione in assistenza sanitaria di tipo infermieristico e assistenziale. Il nostro motto è ama, conforta, lavora, salva. Le nostre origini coincidono con la storia dell'Italia, quindi all'inizio dell'Ottocento la Croce Rossa contava delle dame che perseguivano attività sociosanitaria. Poi nel 1908, in concomitanza del terremoto di Messina, vengono avviati i primi corsi di formazione. E come diceva l'ispettrice, il nostro servizio trae origine, trae ispirazione dall'infermiera, dalla lampada. Durante la Prima Guerra Mondiale circa 7.000 infermiere volontarie furono presenti nei 204 ospedali da campo, ma non gestivano soltanto i feriti, ma gestivano anche, si occupavano dell'organizzazione del guardaroba, della farmacia, delle cucine, oppure erano impiegate nelle strutture ospedaliere. Il nostro impegno è stato molto presente anche tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.
perché comunque si prestava servizio nelle navi ospedali, negli ospedali militari, negli ospedali civili, insomma ci organizzavamo sempre di più e aumentavano sempre di più i corsi di formazione. Terminate le due guerre, una grandissima importanza c'è stato nel dopoguerra, perché in quel periodo c'erano molti problemi che affliggevano l'Italia. C'erano dei soldati reduci o dispersi, dei prigionieri e degli invalidi di guerra, degli orfani, c'era scarsità di medicinali, c'erano dei profughi che rimpatriavano dalle ex colonie, dalle alluvioni, dalle epidemie, ma c'era la volontà di ricostruire e quindi anche moralmente l'Italia prevaleva su qualunque difficoltà, e quindi le sorelle si rimboccarono le maniche per essere ancora una volta delle presenze silenziose ed efficienti a servizio dell'umanità, quell'aggettivo che ci contraddistingue. Il corpo delle infermiere volontarie oggi, e quella è l'ultima immagine dell'11 settembre, erano presenti anche i consiglieri regionali a Padova nella commemorazione, e quella è una foto molto emblematica perché siamo vicini alla protezione civile e alle forze armate e in tutti i settori della vita sociale. Questi sono degli esempi della nostra attività in collaborazione con le forze armate. Siamo presenti, facciamo quindi assistenza sanitaria presso delle infermerie e gli ambulatori dei distretti militari e degli ospedali militari. Prima la sorella Pezzano ci ha raccontato la sua esperienza. Facciamo le attività di sminamento, nel periodo estivo siamo nel Lido dei Carabinieri a Sottomarina, effettuiamo soccorso aereo con l'aeronautica militare e anche dei poligoni di tiro. Siamo presenti in operazioni di emergenza e di protezione civile. Nelle foto abbiamo le due sorelle lì a destra che sono state presenti al centro di Lampedusa, al centro di accoglienza di Lampedusa. La foto in basso è il grande campo fatto a Centocelle a Roma per il Giubileo, e comunque anche nei centri di accoglienza vediamo una sorella che accoglie un piccolo bimbo che sbarca da una nave. Come le emergenze territoriali che possono essere le alluvioni, terremoti o altre situazioni critiche. Inoltre, oltre all'attività con protezione civile e forze armate, abbiamo anche delle attività tipiche che caratterizzano la Croce Rossa. A Padova in modo particolare abbiamo un servizio di ambulatorio medico e dentistico, un fiore dall'occhiello, vicepresidente per la Regione Veneto, uno degli unici presenti in tutto il territorio nazionale, quindi un'eccellenza della Croce Rossa di Padova e dell'Ispettorato di Padova. Oltre ai servizi tipici di trasporto di ambulanza, abbiamo un servizio significativo di distribuzione viveri per le famiglie più ingenti. Le unità di strada, ecco, vi ricordo anche questo, noi siamo presenti durante il periodo invernale davanti alla stazione di Padova con il servizio l'emergenza freddo e senza i fissi dimora. Tutti i giovedì siamo presenti davanti alla stazione dalle 7 di sera alle 11 di sera, un camper con un medico e 2 infermiere che danno soccorso, danno supporto ai senza tetto, e tutti i lunedì durante il periodo invernale al dormitorio pubblico al Torresino. Vi parlo dell'esperienza di Padova perché sono di Padova, ma anche negli altri ispettorati di Treviso, di Verona, di Belluno, che comunque che compongono la nostra regione, le attività sono similari. C'è un altro progetto, che è il progetto Ponelope, che ha le lotte alle dipendenze, quindi supporta almeno dal punto di vista igienico coloro che soffrono di tossicodipendenza. Facciamo la promozione di stili di vita sani, siamo reduci dell'ultima
dell'ultima manifestazione fatta in Prato della Valle a Padova, il di salute, dove abbiamo dato alla cittadinanza la possibilità di fare dei test sulla glicemia, sulla pressione, e anche i test HIV e gli altri test previsti. Questa è nelle strutture civili e militari siamo presenti nelle cerimonie di rappresentanza. Molto importante anche la diffusione del diritto internazionale umanitario. Facciamo formazione alla cittadinanza delle manovre salvavita e anche di primo soccorso. Io adesso lascio la parola alla sorella Piccin, che adesso entra nel dettaglio di come è strutturato il percorso di formazione per diventare infermiera volontaria. Grazie mille, benvenuta sorella Piccin, prego a lei. Io non posso diventare sorella per tanti motivi, ma soprattutto per molti di quelli che vedrò. Però vi ascoltiamo con grande interesse e anche davvero siete i nostri angeli custodi, vicini sempre a noi, alla nostra comunità, su tutte le attività anche quotidiane, non solo le emergenze, quindi oggi credo che molti avranno un panorama di informazioni e di grande orgoglio. Prego sorella. La ringrazio. Allora, come si diventa infermiera volontaria? Per partecipare e diventare infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana è necessario partecipare al nostro corso. Si tratta di un corso di arruolamento organizzato a livello regionale, con parte di lezioni teoriche online e parte di tirocinio in presenza. Requisito necessario è aver fatto il corso di accesso in Croce Rossa. È acceso? Sì. Sì. Ecco. Per girare questo qua penso. No, sono andata indietro. Eccola. Ci siamo. Perfetto. Allora, successivamente il percorso formativo si divide in 2 sezioni. Per chi proviene dalle professioni sanitarie, quindi medici, infermieri, farmacisti, psicologi, ci sono delle categorie sanitarie per cui il corso ha una durata inferiore. Comunque vengono fatte delle lezioni teoriche per conoscere Croce Rossa, la nostra storia, la nostra etica e una parte anche di tirocinio. Circa dura 6 mesi. Chi invece non proviene dalle professioni sanitarie ha un percorso più impegnativo, più lungo, di circa 2 anni, sempre con una parte teorica online, perché ormai siamo organizzati a livello regionale e quindi non serve più spostarsi da casa, considerato che siamo tutte volontarie e che quindi il tempo per chi lavora, per le ragazze che fanno l'università, diamo questa possibilità di seguire i nostri corsi, la parte teorica online con qualche anche esercizio pratico comunque in presenza. E poi il tirocinio presso strutture sanitarie, ospedaliere, infermerie delle caserme dove prestiamo servizio. C'è l'esame alla fine del primo anno e l'esame finale alla fine del secondo anno. Requisiti necessari. I requisiti necessari sono un'età compresa tra la maggiore età e un limite massimo di 55 anni, un diploma di scuola media superiore, la cittadinanza italiana, un certificato medico di sana e robusta costituzione e certificato di SociaCRI, quindi che testi che è stato fatto il corso d'accesso in Croce Rossa. Direi che queste sono le modalità. Abbiamo una locandina con un QR code e comunque tutti possono trovare informazioni sull'ispettorato più vicino. Ne abbiamo 9 nel Veneto, non solo quindi nelle province, ma anche ad esempio Bassano del Grappa, Portogruaro. E sul sito www.cri.it trovate tutte le informazioni, gli indirizzi dell'ispettorato a voi più vicino. Abbiamo poi i social Instagram e Facebook, la pagina nostra ufficiale, Corpo delle Infermiere Volontarie, CRI-Croce Rossine, e potete seguire la nostra pagina con tutte le informazioni del caso. Vi ringrazio
Grazie a lei, sorella. Io credo, non so se lei, sorella Caramano, vuole chiudere questa. Io penso di poter così portare l'ultimo pensiero, che poi penso sia anche un appello all'attenzione a questo bellissimo cammino di servizio che voi rappresentate e che molte donne possono davvero intraprendere questo cammino, essere ispirate a questo. Io la parte finale. Cerchiamo persone speciali come te, quindi credo che sia un altro bellissimo messaggio. Però ecco, io credo che, se posso, sorella, noi siamo abituati a vedervi, si ricordava anche la nostra, diciamo, parentesi a Vo, che è iniziato poi un periodo difficile per tutto il paese, per tutto il mondo, i cittadini del mondo, ma anche noi siamo stati impegnati in quella fase in maniera importante. Però io vorrei evidenziare che ci sono tutte quelle attività quotidiane che voi svolgete nei nostri territori, che non sono di poco conto, che sono un pezzo importante della nostra comunità e della nostra formazione, e soprattutto di trasmettere quei valori di servizio e spirito di servizio che voi rappresentate e di vicinanza e appartenenza alla nostra patria, al nostro paese. Quindi ecco, mi piaceva lasciare in eredità in coda questa conferenza stampa, che oltre a tutto il bello e l'emozionante e il patrimonio importante di storia, di presente e di futuro che voi state disegnando, e di questo vi ringraziamo molto, c'è anche tanta quotidianità, impegno e anche sacrificio, perché poi famiglie, cari, sorelle, amici, cugini, insomma tutti coloro che non vi vedono a casa perché impegnate per gli altri, e donando se stessi, è sempre qualcosa di speciale. A lei, la sorella, Andiamo nella parte conclusione. conclusiva, sì. E la campagna di reclutamento del 2026 quest'anno ha proprio questo slogan: una storia lunga oltre 100 anni, una nuova pagina da scrivere con il tuo nome. Sì, cerchiamo persone speciali, in realtà non siamo persone speciali, siamo persone normali che abbiamo dato disponibilità a donare il nostro tempo. Io volevo concludere questa conferenza che, come ripeto, ci ha onorato tantissimo essere presenti qua, spiegando qual è il motto delle infermiere volontarie: ama, conforta, lavora, salva. Perché, come diceva lei, vicepresidente, è proprio un condensato dell'impegno e dei valori che ci contraddistinguono. Ama, perché ama? Perché l'amore è la base del volontariato. L'amore per il prossimo, la capacità di empatizzare e di sentire le sofferenze altrui. Conforto, perché offriamo sostegno emotivo, psicologico e anche spirituale a chi è in difficoltà, sia in situazioni di emergenza che nella vita quotidiana. Lavora, perché è una dedizione, come lei ha evidenziato, un impegno costante, una preparazione e anche una competenza professionale che sono fondamentali per svolgere al meglio il nostro ruolo. Salva, e questa è una cosa molto importante nel periodo in cui siamo: preservare la vita, alleviare le sofferenze e migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei cittadini in generale. Il nostro motto è un impegno, una promessa, un credo, una grande responsabilità per tutte noi che rappresentiamo il presente, ma anche per perpetuare i valori del passato e continuare nel tempo l'encomiabile operato che hanno fatto tutte le sorelle nel presente, nel passato e spero nel reclutamento nel futuro. Quindi vi ringraziamo ancora e se mi consente però, vicepresidente, visto che comunque qui è presente una consigliera regionale donna, che chissà, speriamo che possa entrare nel corpo delle infermiere volontarie, gli possiamo lasciare un attimo la parola se vuol dirci io molto volentieri, due l'ho parole. invitata 2 volte, quindi se lei riesce a convincerla io ne sarei molto felice. Vieni qua. Vieni qua. Da donna. Sì, l'età ce l'ha, questo posso testimoniarlo. Per entrare. Innanzitutto grazie per questo momento che mi date di condividere con voi
l'importanza di una tappa nella vita, in questo caso alle Croce Rossine, che è quella relativa al reclutamento. Saluto tutte le sorelle presenti, quindi do anch'io il benvenuto come consigliere regionale e faccio i complimenti e ringrazio il collega Enoch Soranzo, che ha dato l'opportunità di utilizzare questo pulpito che è a disposizione per rendere noti gli eventi più importanti che avvengono nella nostra regione, e lo dà ad un evento di questa natura, e quindi appunto faccio i miei complimenti, perché questo è il modo anche per condividere con i veneti quello che di fatto è un patrimonio, che è quello della Croce Rossa e delle Croce Rossine, perché poi quando noi parliamo di Croce Rossine, cioè nell'immaginario collettivo è una figura ben definita, cioè è un prototipo ben chiaro quando si dice essere una Croce Rossina oppure ha lo spirito della Croce Rossina, perché nell'immaginario collettivo e nel nostro patrimonio culturale la Croce Rossina è quella donna che con spirito di servizio si prende cura degli altri senza chiedere niente ed empatizza. Proprio questo, proprio l'idea dell'amore, dell'affetto, del prendersi cura degli altri a prescindere da tutto. E non è di tante figure, è proprio della Croce Rossina. E quindi è un patrimonio che noi abbiamo legato poi ad una figura femminile. E la figura poi dell'infermiere, sapete che nell'ambito degli operatori sanitari è la figura più ricercata, perché è vero che mancano medici, è vero che mancano operatori sanitari, ma la figura che manca di più è quella dell'infermiere, che poi c'è l'infermiere di famiglia, l'infermiere di comunità, quindi per dare l'idea di come l'infermiere è una parte importante della nostra comunità, e lo sarà sempre di più nella nuova anche architettura sanitaria. E allora ben venga che ci sia reclutamento, come in questa occasione venga data la possibilità di, come in questo caso grazie al consigliere Soranzo, di far capire quanto è importante. E quindi grazie, e faccio i complimenti anche per la promozione a Eleonora Caramanna, che nel giro di breve tempo è riuscita subito a fare un percorso che dimostra quanto impegno, quanta passione e dedizione, di fondo quanto amore ci sia nel mettersi a disposizione degli altri. E quindi vi faccio i complimenti e grazie anche al consigliere Soranzo per questa bella opportunità. Grazie consigliera, era proprio la volontarietà da sottolineare e lei ci ha preso immediatamente il concetto. Bene, grazie anch'io, grazie Elisa. Io nella speranza di poter aver lanciato un messaggio forte a tutte le donne, sperando anche di possa essere questa una tappa per ispirarle ad aderire. Io chiuderei nel ringraziare tutti gli intervenuti, ringraziare chi ci ha seguito, un arrivederci qui da Palazzo Farrofini, e questo arrivederci lo farei con le infermiere volontarie di Croce Rossa Italiana. Viva le Croce Rossine! Grazie a tutti e buona giornata a tutti.